Benvenuti alla Taverna Friuli Podcast, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young. Troviamoci qui ogni settimana per 4 chiacchiere con vignaioli e altri personaggi da questa sottovalutata regione del Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Salve amici di Vini Friulani, sono Wayne Young e bentornati a La Taverna Friuli. Oggi sono con un trentenne pieno di energia, pieno di avventure, Simone Bukovac. Simone ho conosciuto un paio di anni fa e ho notato subito il suo questa bella energia di fare, di andare avanti, di fare avventure nel mondo. Molto bravo, era molto fiero a quella volta di suoi nuove etichette per la linea dei suoi vini che mi ha regalato le vie di Bukovac, 4 vini che raccontano i suoi viaggi. Parliamo in questa prima parte di tutti questi viaggi stupendi di Simone in giro del mondo e dopo nella seconda parte parliamo un po' di più dell'azienda e dei vini che lui fa. Allora, senza aspettare, andiamo avanti con questa prima parte di questa conversazione con Simone Bukovac. Simone, allora come stai? Informissima. Sì, ti vedo informissima, sei sempre informissima, caro. Grazie Wayne. Piacere. Simone, parliamo un po' di te, la tua azienda, che noi siamo conosciuti, mi sembra, a questo mini corso di inglese che ho fatto a Martignacco un paio di anni fa. Giusto? Sì, esatto. Da Canciani, esatto. Enoteca Canciani. Sì, con Rosa che abbiamo fatto il corso insieme. Esatto. E sono stato abbastanza curioso della tua storia dall'inizio, perché mi ha raccontato tante queste esperienze che tu hai avuto nella tua vita, che secondo me è abbastanza insolito per un produttore qui in Friuli Venezia Giulia. E allora, prima cosa, dimmi un po' di te stesso, chi sei tu, Simone Bukovac? Allora, io mi considero un produttore, appassionato, viaggiatore. Ok. Ho 2 cose a cui ci tengo tantissimo e sono 2 passioni uniche, Ok. e sono il vino e il viaggio. Il vino e il viaggio. Esatto. Ok. E di dove viene questa passione per il vino e il viaggio? Allora, la passione del vino viene grazie ad una famiglia di agricoltori. Ok, allora tu vieni di una famiglia di produttori di vino? Sì, agricoltori, perché non solo. mio nonno, il papà di mio papà, Ok. negli anni 50 ha fondato questa piccola realtà agricola a 360 gradi, come un Capisco. po' tutte le realtà della zona. E quindi lui aveva un po' di bestiame, un po' di seminativi e faceva vino. Faceva Ok. vino per i suoi amici, i suoi compaesani, e di conseguenza poi mio padre ha seguito le sue orme, e perché, e perché non seguirlo ugualmente. Quindi io piano piano mi sono inserito come terza generazione. Ok. E quando è stato questo cambio? Ovviamente quando hai un'azienda che va da questa agricoltura un po' a ventaglio, diversi animali, e tutte queste cose, e dopo si diventa più concentrato sul mondo del vino. Quando hai fatto questo switch? Allora, Con tuo papà? sì, Ok. esatto. Questo perché mio padre negli anni dopo gli anni 2000 ha iniziato a imbottigliare, a mettere il vino in bottiglia. Ok. Quindi fino agli anni 2000 la vendita del vino era principalmente
vino sfuso. Vino sfuso, ok. Esatto. Poi mio padre ha iniziato a mettere in bottiglia Mhm. e da lì è rimasto, diciamo, come posso dire, stabile. Ok, Ah, stabile. non aveva, diciamo, l'interesse di espandersi Mhm. commercialmente. Ok, Quindi si accontentava di quello di quello che che c'era. produceva, era orgoglioso, fiero, perché mio padre è un vero agricoltore con i calli nelle mani, di quelli che Mhm. gli piace stare a contatto con la terra, con la natura, e quindi forse trascurava quella parte di racconto di quello che lui amava fare Ok. attraverso il vino, attraverso la bottiglia. Oh, parli un Ehm, po' di più di questo, manca il racconto. sì, Sì, spiega un po' quello di me, questo è interessante. questo perché magari è ti parlo di mio padre, una Sì, persona, come posso dire, che lavora dietro gli schemi, ok, si nasconde. ok. Si nasconde, Vuole ecco, lavorare e basta. si nasconde dentro la bottiglia e Mhm. non vuole Ah, non vuole essere... essere lì a fare Esatto, il cosiddetto marketing. esatto, Ah, esatto, ok, lui è così. E quindi tornando alla tua domanda di quando c'è stato questo switch, beh, partiamo dalla scuola. ok. Io ho fatto l'agraria a Cividale, Mhm. eh, sono rimasto bloccato per 2 anni Ok, a Cividale ok, e mi sono reso conto che era il momento di cambiare, prendere un'altra strada. ok, E quindi ho terminato le superiori a Pozzuolo, ok, cioè, la seconda scuola di agraria. ok. E dopodiché, finite le superiori, Mhm. avevo bisogno di staccare, di cambiare. Scappare. Esatto, di scappare. Mm, Ed è lì che è iniziato il mio primo viaggio, ok. il mio vero viaggio, e il mio cambiamento. Mm. Ma questo desiderio di viaggiare, di scappare, è stata una cosa che avevi sempre da quando eri piccola o una cosa che è venuto fuori quando eri più maturo È venuto fuori nel tempo. nel tempo? Questo perché mi sentivo un po' bloccato qui. Mm, Non mi sentivo realizzato, se devo ok, essere sincero. ok, E quindi ho avuto quegli stimoli, mi sono creato degli stimoli che mi hanno permesso di avere la possibilità ok. di uscire dalla mia comfort zone, ecco, Mhm. chiamiamola così. Ok. Sempre nel mondo del vino o volevi, non lo so, andare a fare, non lo so, la pilota di linea o di fare qualcosa completamente diverso in qualche altra parte del No, mondo? questo, diciamo, avvicinamento anche al mondo della viticoltura, del Mm. vino, eh, è emerso gli ultimi 2 anni, proprio forse perché sono stato Gli ultimi 2 anni di di superiori? superiori, Ok, esatto. ok, ok. Questo perché appunto l'azienda era impostata a 360 gradi, quindi non avevo un'idea decisa. Ok. Però negli ultimi 2 anni di superiori si vede, mi sono affiancato anche a professori, Mhm. conoscenti, amici, compagni di scuola che forse mi hanno fatto rendere conto di Mm. del potenziale che c'è dentro e dietro a una bottiglia di vino e Ok. dietro al mondo del vino. C'è un professore che tu ricordi che è stato particolarmente influenza sul tua decisione nella tua strada? Sì, il professor Nazzi. Nazi? Ok. Perché, Perché? questo perché lui eh, era anche, faceva parte dell'ONAVO, dell'AIS, adesso non mi Un ricordo, assaggiatore? esatto, no? Ok. E quindi, anzi, in realtà in classe a Pozzuolo ero uno degli unici viticoltori che aveva un'azienda vitivinicola e quindi quando il professore voleva, diciamo, degustare, Ok. mi chiedeva le bottiglie da portare a scuola, Ah, no? ok.
Tu sei stato il fonte di ispirazione. di ispirazione dei campioni Esatto, per no? gli assaggi, ok. E quando gli raccontavo di me, del vino che faceva mio padre, si vede che in quel momento lì lui mi ha dato quell'input di puntare, di credere nel mondo del vino. Ok. E sei stesso, ovviamente. Esatto, Credere in se assolutamente, stesso. Ok. assolutamente. Ah, bello, bello. È ancora con noi questo Sì, professore? sì, Ah, certo, sì? certo. Bene, mi fa piacere. Allora ci vede, vi vede ogni tanto lui e questo Sì, professore? sì, viene a trovarmi in cantina, a Dai. assaggiare qualche vino e portarsi Bello. via un po' di È bottiglie. importante questo. Chiaro. Va bene, bene, bene. E allora per te, solo pensando di te, questo, come è sviluppato questa avvicinanza al mondo del vino? Ovviamente non lo so se da quando eri piccola hai sempre pensato di lavorare in vigne o hai avuto un'altra idea quando eri piccola, prima di questi ultimi 2 anni della superiore. Ma sai, da piccolo, Volevi da fare pilota di ragazzi, Formula 1? Come? andare nell'universo. Ok. No, scherzo. E comunque sì, le idee erano tante. Sì. Ecco, mi piaceva cucinare, fare il Dai. cuoco. Cucini ancora? Sì, mi piace sempre spadellare qualcosa Dai. di Ok. diverso, ecco. Ok. Sempre ispirandomi a quello che c'è nel frigo. Ok. E, E il tuo piatto forte? Cos'è il tuo piatto? Se devi cucinare per una ragazza e devi conquistare questa ragazza, cosa lo cucini? beh, una buona carbonara, Una per carbonara. non sbagliare. Ok, bene, molto bene. Non è E- facile fare carbonara. Ho visto tante persone fallire provando di fare una carbonara. Allora, bravo. E quindi, tornando ai viaggi, Sì, esatto. No, il- sì, possiamo tornare anche di questa idea. Ok, la passione del vino che è venuto durante gli studi, gli ultimi studi, gli sì. ultimi studi. Ok, però dopo c'era questa voglia di scappare. Sì, E di dove sei scappato? E sono scappato in Australia. Australia. Allora non proprio vicino. No, L'altra parte del mondo proprio. ho staccato quel biglietto aereo in Australia. Di dove è venuta questa idea di andare in Australia? Allora, allora, io ho finito gli studi, Ok, mi sono diplomato ok. a Pozzuolo e appena ho terminato l'orale Mm. ho subito pensato di andare in Australia. Ok. Quindi Ma mettiamo a luglio. Perché Australia? Allora, E perché non l'Australia? Francia o Perché non Stati Uniti o Sudafrica? allora, se devo dire la verità, non volevo andare in ambito vitivinicolo, volevo farmi un'esperienza di vita. Inizialmente sì, Ok. inizialmente è stata un'esperienza di vita, volevo Ok. uscire, Ok, ok. uscire dalla mia comfort zone. E quindi sono andato in Australia, Ok. questo perché avevo già 2 conoscenze con Ok. cui mi sentivo in contatto e sono rimasto in contatto ed erano degli amici anche di infanzia che erano già stati in Australia ed erano in Australia. Ok. E, Parlavi inglese? no, No. zero. Il mio inglese Che era coraggio. neanche scolastico, Neanche scolastico. neanche scolastico. Ok. Proprio io raggiungevo il 6 per miracolo durante le verifiche. Bene. Durante le verifiche. E non aveva nessun tipo di paura, di non riesci a comunicare, di non riesci a essere capito? Oddio, sì, Sì. le paure erano tante, anche Ok. perché approcciarsi in un continente tutto nuovo, in una città come Sydney Sei stato a all'inizio, Sydney allora. Ok. passare da un paese, quello di Dolegnano, di 600 abitanti ad una metropoli come Sydney di 6 Ok. milioni non è stato per niente facile. Infatti. Sono partito con un mio amico, sì. Ok. Abbiamo deciso assieme. Ok. Ma di- questo aiuta, almeno hai un po' di support. Esatto, no? questo c'era un supporto reciproco. Ok. E quindi a novembre, 15 novembre Sì. del 2015, Ok. arrivai in Australia. Ok. Quanti anni avevi?
Avevo 20. 20 anni. 20 anni. Ok. 20 anni. 15 di novembre, l'inizio dell'estate. Era l'inizio dell'estate in Australia. Esatto. Infatti ho un ricordo che arrivai a Sydney in centro e c'erano delle folate di aria calda, erano 38 gradi, Wow, già. quasi, sì, Wow. sì. È E allora stato uno super shock. un super shock. Esatto. Wow. E allora tramite queste conoscenze avevi qualche posto dove potevi dormire, mi penso. All'inizio in ostello, Un ostello. Ok. in ostello. Sì, Non veramente. è stato facile Ok. passare dal tuo letto Sì. di casa ad un ostello, Ok. E una camera con l'obiettivo a Sydney, perché ovviamente Sydney non è una zona vitivinicola, allora Sydney cosa pensavi di fare? Allora, il primo anno in Australia è stato un anno di esperienza, di vita. Ok. Sono arrivato in Australia, come ti dicevo, senza l'inglese, quindi non spiaccicavo una parola di inglese Ok. e senza un lavoro. Esatto. E senza un lavoro. Esatto, allora E volevo sapere quindi, come ha mangiato. e quindi sono arrivato, ho iniziato a seguire vari gruppi su Facebook di lavoro Ok. a Sydney e ho trovato questo lavoro come lavapiatti, Ok. aiuto cuoco Ok. in un ristorante, in una pizzeria di napoletani. Ok. E questo mi ha permesso di inserirmi e di iniziare ad avere i primi soldini Ok, che mi esatto. permettevano di vivere. Vivere, esatto. Forse Ecco, trovare un posto di dormire che non è un ostello. esatto. Ok. E Bene. appunto dopo 2 mesi Eh, andammo a vivere in un appartamento. ok. Ok, allora sì. E quanto tempo sei stato a Sydney? Allora, a Sydney ho fatto i primi 4 mesi. Mhm. Poi mi sono goduto il Natale e il Capodanno al caldo Ok. in Australia, Ok. sulle spiagge di Bondi. Dopodiché, assieme al mio amico e un altro conoscente, ci siamo spostati al nord, a Cairns, Ah, in Queensland. Queensland, ok. È Cairns si chiama. Cairns, un Ok. clima dove il clima è più tropicale, Ok. Mai sentito. ancora più affoso e caldo. Pensa a te. E lì, allora, praticamente in Australia Mhm. siamo partiti col Working Holiday Visa. Questo ti permetteva di poter lavorare e Sì. viaggiare. Ok. Questo Working Holiday Visa potevi rinnovarlo per il Ok. secondo anno. Ok. Eh, Allora dif- dura un anno questo diffi- Working Holiday Visa. esatto. Ok. E per rinnovare il Working Holiday Visa devi fare 88 giorni nelle farm, quindi a Ah, raccogliere mele, ok. lavorare con gli animali, Ok. stare a contatto con gli animali, anche la vendemmia, Ok. fare la vendemmia. La ehm, vendemmia in Australia dura 88 giorni. no, Secondo me dura 8 giorni. esatto. E ci sono delle belle zone vitivinicole. Sì. Ehm, E cosa hai fatto? Ho raccolto banane. Ho Banane. fatto qualcosa che non mi sarei mai aspettato nella mia vita, ma Com'era? per me è stata una delle esperienze più belle, uniche e inimitabili. Perché? Come mai? Perché Per mi, me so- raccogliere banane perché mi sono sembra ritrovato... un lavoro durissimo. Esatto, in effetti è molto duro. Ok. Raccogliere banane Sì, con che caschi... non si raccoglie No, il piccolo cose che si trova al supermercato, si trova queste il cose cesto, enormi. il casco di banane che Sì, va dai 30 anche ai 50 kg, cavolo. dai 20 ai 50 kg, ecco. Ok, sì, vedi. Però è stata un'esperienza magnifica che ricordo ancora di aver conosciuto tantissime persone, tantissimi tuttora amici, Mm, ed è quello che secondo me mi ha permesso di rimanere a raccogliere banane, ok. di rimanere a fare questa esperienza, perché molti
essendo un lavoro faticoso, molti abbandonavano dopo una Ok. settimana o due. Ah, ok. E quindi Quanto dura la raccolta delle banane? Allora, la banana riproduce ogni 6 mesi, Ok, quindi c'era sempre, sempre in sempre, movimento. sempre movimento. Cavolo, ok. E quindi lì io a Keynes, diciamo è un paese vicino a Keynes, sono rimasto Talli, era Ta- Talli il paese. Talli si chiama? Talli, sì. Talli, ok. E lì sono rimasto 4 mesi, Wow. anche- forse 5, sì. Ma A questo, raccogliere banane. sì, ma Ok, questo come ti wow. dicevo perché mi ha permesso di conoscere e crearmi dei rapporti di amicizia, un Mm, contesto in cui diciamo il lavoro era secondario, sì, primario, però mi faceva star bene, ecco. ok. È stata un'esperienza veramente magnifica. Contatto con le persone. Con le persone, esatto. Sei una persona sociale allora. Sì, Sei una sì, persona che piace stare con delle altre persone. molto. E Sì. conoscere sempre persone nuove. Ok. Ah, Non bene. non mi annoia mai. Ok. E c'è qualche carattere che tu ricordi una persona strana, una persona pazza che hai conosciuto durante questa esperienza delle banane? Sì, era un mio compagno che Mm, lavoravamo in coppia, ok. un inglese che tra l'altro tuttora lui ha preso il permanent e quindi è tuttora in Australia E non sai, dopo, ok. dopo 10 anni. Sì. Sì. Cioè, Ed eravamo dei bei compagni, dai. dai. Sì, ci divertivamo un sacco. Solitamente quando fai un lavoro duro si fa anche le feste dure, si fa anche delle serate abbastanza scatenate. C'era quella cultura lì di fare delle feste dopo lavoro, dopo una giornata di caldo, di duro lavoro per, non lo so, fare feste, andare al pub a bere birre a fiumi. Che esperienze avete? O era praticamente lavoro, dormire? Secondo me no. Allora, dal lunedì al venerdì lavoro dormire, Ok, poi dal venerdì alla domenica c'era, diciamo, quello scarico di energia, di di tensione. energie, di tensione, di fatica. Ok, ok, Esatto. ok. Secondo me dopo quello forse la vendemmia dell'uva è abbastanza facile. Esatto, è una passeggiata. Esatto. No, perché per me, io ricordo molto bene le volte che sono venuto qua, ero molto più giovane, però il lavoro di fare la raccolta e lavorare in cantina durante la vendemmia è stato il lavoro più duro fisicamente che mai fatto. E allora fare un lavoro che far sembrare quel lavoro ancora più semplice o un po' più leggero per me deve essere un lavoro abbastanza duro. Ma secondo me è quello il segreto, perché io sono dell'idea che tutti i lavori necessitano di sacrificio, Mhm, determinazione, impegno, ma se tu affianchi il lavoro, ovvero deve essere una passione, mhm. deve essere un amore e quindi anche se sono dei lavori impegnativi a livello fisico, se sei in un contesto socievole, sociale, con cui stai bene, con cui hai piacere di fare un lavoro Ok. e lo fai con amore e passione, il lavoro non diventa Allora la un- parte fisico del i- lavoro, faticoso del lavoro, diventa molto minore se si sta esatto, bene con delle persone con sì, cui... Ok. esatto. Ah, E ok. questa è stata veramente una lezione di vita che mi ha fatto crescere e diciamo affrontare quei periodi, quei momenti lavorativamente Mhm, parlando difficili, impegnativi, ecco. ok. Avere delle persone a fianco che ti supportano Ok. e che ti spronano, ti aiutano, ehm, E non sei è fermato, fondamentale. e non sei fermato lì, non sei fermato ad Australia, non era No, l'unico viaggio che hai fatto. solo l'inizio. Solo lì, e quello volevo andare. Allora, Vabbè, allora dopo l'esperienza dopo le dopo banane, le banane, abbiamo fatto, diciamo,
working holiday, l'holiday, la seconda parte del visto, l'holiday. Prima abbiamo fatto il working, adesso e dopo l'holiday. e poi l'holiday. Ok. Quindi abbiamo noleggiato comprato una macchina e ci siamo fatti un mese tutta la East Coast da Keynes fino a Melbourne. Ok. Una volta arrivato a Melbourne era già, diciamo, fine agosto, inizi settembre, e mi sentivo in dovere di rientrare per la vendemmia, per dare una mano esatto a casa. Ok. E quindi non ho usufruito dei 12 mesi che ti dava la possibilità il visto. Ok. E quindi sono rientrato a settembre per la vendemmia. Ok. Mentre rientravo e mentre ero a casa in azienda a fare la vendemmia, la mia mente non si era fermata, Ok. continuava a viaggiare. Ok. E ma ovviamente questa esperienza ti ha no. ancora dato questo sapore di viaggiare, di andare. Di stimolo, di coraggio, ecco, ho acquisito molto coraggio. Bene. Coraggio che prima non esisteva. Ok. Allora non aveva paura di andare in nessun posto adesso. Esatto. Okay. E così poi, sai, in quasi un anno ho conosciuto tantissime persone. Ok. Che anche loro hanno viaggiato, hanno girato e non si sono mai stabilizzate. E quindi questo mi ha permesso di realizzare quel viaggio per qualcosa che mi appassionava, quindi il vino. Il vino, ok. Esatto. Perché la prima non c'era, Australia non c'era nessun contatto con il vino. No, avevo provato, però poi, ecco, ero entrato in contatto con un'azienda, con una cantina ad Adelaide, solo che appunto non mi sentivo sicuro perché non sapevo l'inglese. Ok. E quindi non avevo quel coraggio ancora di buttarti dentro. Esatto, perché avrei dovuto prendere un aereo, un altro aereo, spostarmi. Era un po'... Perché è l'altra parte dell'Australia. Sì, era un po' difficile in quel momento lì. In quel momento lì non mi sentivo sicuro e quindi quello mi ha bloccato, ecco. Ok. Però poi... acquistando un po' più di coraggio, ho deciso di andare in Nuova Zelanda. Ok. E quindi mentre facevo la vendemmia a casa, in Italia, in Friuli, ho applicato il visto e trovato una cantina che mi ospitasse per il periodo, diciamo, della raccolta, della vendemmia in Nuova Zelanda. Ok. Per farmi un'esperienza che... Allora praticamente hai fatto 2 vendemmie, hai fatto quello a casa e dopo sei partito per fare un'altra dall'altra parte del mondo, più o meno? Sì, ma quella è stata a febbraio. Ok. Sono partito marzo dell'anno successivo. Ok. Esatto. Ok, e quello era espressivamente per andare a lavorare. Esatto, ho trovato questa azienda, questa cantina ad Hawke's Bay, che è nell'isola del nord della New Zealand, della Nuova Zelanda, e lì mi sono fatto il periodo della vendemmia. Ok. Com'era questa esperienza in Nuova Zelanda in confronto della vita della vendemmia in Friuli Venezia Giulia? Allora, devo dire che sono stato accolto molto, molto bene. Non mi hanno fatto sentire passami il termine, immigrato? Ok. Un estraneo. Mi hanno accolto, sì, devo dire che neozelandesi, ma anche gli australiani hanno un'accoglienza molto serena. Ok. Anche lì non è stato facile. Ok. Niente facile. In che senso? Nel senso che comunque il mio inglese non era perfetto. Ok, ovviamente è migliorato dopo È un po' di tempo migliorato in Australia, anche perché ho però... dovuto
entrando in un contesto più tecnico, Sì, quindi certi termini tecnici in ambito vitivinicolo e anche di cantina sì. non erano conosciuti. Oh, ok, ok. Non erano conosciuti. Sì, io ricordo, la mia esperienza è stata, sono arrivato qui, conosciuto pochissimo italiano, allora conversazione quasi impossibile. Per il lavoro in cantina, dopo una settimana capisci pompa, tubo, vasca, Sì, no? Tutte queste cose pressa. Tu hai un vocabolario che durante la giornata potevi anche funzionare, allora secondo forse era lo stesso per te? sì, esatto, perché comunque è un lavoro pratico. Sì, È esatto. un lavoro pratico che chiaramente avendo l'esperienza Sì, non era era... tutto nuovo per te. Esatto, esatto. E niente, lì anche lì abbiamo creato un gruppo, un Mhm. team di lavoro, la vendemmia. Altri italiani, altri Sì, stranieri? c'erano altri due, era un gruppo di due italiani, spagnoli, Mm. argentini. Oh, oh, Sì, multinazionale. sì, 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 esatto. Bello. Sì, questo perché le aziende, le cantine durante il periodo della vendemmia danno appunto questa disponibilità di accogliere e di far fare un'esperienza al di fuori della propria E cosa hai visto lì in cantina che loro facevano in Nuova Zelanda che hai confrontato come si fa le cose qui in Friuli? O almeno nella tua azienda? Oddio, la mia è una piccolissima realtà Ok. di famiglia che all'anno produce più o meno, indicativamente, in base poi all'annata, 500 ettolitri all'anno. Ok. Sono Loro approdato 500 ettolitri e una al- vasca piccola. allora ancora un po'. No, era una cantina neanche tanto grande per il format delle cantine neozelandesi. Ok, Quindi per me era tutto enorme, ok. tutto Questo grande. discorso di scalo, di enormità, di grandezza dell'azienda. Esatto. Ok. E di questo contrasto tra piccola familiare e più grande, diciamo, non industriale forse, ma più grande, c'era qualcosa che hai imparato di quell'esperienza che hai riportato a casa? O è stato un altro mondo che per te non ti ha regalato qualche idea o qualche lezione sulla produzione dei tuoi vini? Oddio, quello che ti porti dietro è sempre l'esperienza. Mhm. A livello di tecnico, di Di vinificazione, organizzazione, mm, qualcosa così? oddio, più che altro la consapevolezza e la determinazione di quelle tecniche che abbiamo già, Mhm. di continuare, diciamo, a migliorarle sempre di più. Non Non è che c'era, non c'era qualcosa in particolare, non c'era una anche, cosa che anche hai perché visto lì e hai detto, cavolo, dobbiamo fare questo anche a casa. no, No. perché era una realtà molto grande, Ok, molto molto grande. ok. E quindi non ho, non ho Non trovato, c'era niente che potevi portare a no, casa, no. Però a parte dell'esperienza. esatto, Ok. e della consapevolezza del potenziale che io ho sempre detto che la viticoltura regionale del Friuli, partendo dal territorio, Mm. dal suolo e dalle persone, abbiamo. Ok, Ne abbiamo. ok. E dopo, allora, finito la vendemmia, tornato a casa? Finita la vendemmia, l'azienda mi ha dato diciamo un mese di ferie. Ok. Questo perché hanno voluto trattenermi in azienda Mm. per seguire ancora diciamo un mesetto, una parte di lavori post vendemmia. Ok. In Eh, vigna? No, no, In cantina? in vigna non ho mai messo, cioè sì, ho messo piede, ma non ho mai lavorato in vigna. Ok, più cantina. Più cantina, esatto. E quindi mi hanno dato un mese di vacanza, Ok. ferie, e lì ho noleggiato, ho raggiunto altri miei compagni friulani che erano Ah, nell'isola del sud
Ok. quindi a Blenheim, che è Ok. la regione principale Produttori di vino? Esatto, anche loro produttori di vino, Chi erano? Luca Bortolusso e Dennis Rius. Ok. E Ok. quindi abbiamo noleggiato un camper e assieme per 3 settimane abbiamo viaggiato l'isola del sud. Figo. Poi li ho abbandonati e io sono rientrato A fare questo. ad Hawke's Bay, Ok. nell'isola del nord, per proseguire l'ultimo mese. Ok. Da lì però la mia testa continuava sempre Ma a certo. macinare. Mi sembra che la tua testa non smette mai di girare, di macinare. E nel mentre che stavo ultimando l'ultimo mese in Nuova Zelanda, ho applicato per un visto in America. Ok. E anche lì ho fatto un po' di ricerca e ho trovato questa cantina che mi ospitava Mm. per il periodo appunto della vendemmia, a Sebastopol, Sebastopol. Santa Rosa. Ok. Sebastopol sembrava Ucraina. Seba- Sebastopol, che è Ok. un paese nella Sonoma Valley, Ok. non nella Napa Valley. Ok. Sonoma Valley sei sempre a un'ora da San Francisco, è la vallata più verso l'oceano. Esatto, volevo dire che ci sono due vallate che sono più o meno nord-sud, no? Esatto. Che vanno. E questo è quello più verso Più verso la costa, l'oceano, più verso la Ok. costa, esatto. Allora più fresco? Più fresco, esatto. Ok. E quindi attraverso un'agenzia, mi hanno fatto il contratto di lavoro, Ok. ho applicato il visto che mi permetteva 4 mesi di lavoro e un Ok. mese anche lì di viaggio, di libertà. Ok. Ehm, Allora, hai avuto 4 mesi di lavoro e un mese di libertà. sì, quindi sono rimasto in Nuova Zelanda fino a luglio. Ok. Fine luglio, sono rientrato, sono passato per casa perché dovevo andare in ambasciata americana Qui in sì, Italia. esatto, a convalidare Ok. a convalidare il visto. Quindi Allora, per forza dovevi tornare a casa. esatto. Questo perché dovevo essere in America, a San Francisco, i primi di agosto, Ok. perché la vendemmia inizia Presto. sì, Prestino. sì, metà agosto, ecco, Ok. dai. E quindi sono passato per casa per il visto e poi sono ripartito per l'esperienza americana. Allora Per hai l'esperienza. saltato Ed la è stato, vendemmia a ed è stato il casa? primo anno che ho saltato la vendemmia a casa. Com'era la reazione della famiglia quando hai detto no, quest'anno sono a California per fare la vendemmia? Dopo che ormai si erano abituati Che non a c'eri. vedere valigie Ah, ok. aprirsi e chiudersi in poco tempo. Ok. Bene, allora California, È questo è così. ovviamente un altro Un altro mondo. società, un altro mondo, sì, Esatto. non è Nuova Zelanda sicuramente. No, mi sono ritrovato in questa bella cantina Ok. di nicchia, che puntava molto sulla qualità. Mm. E Come si chiamava? Paul Hobbs. Paul Hobbs. Paul Ok, Hobbs. sì, ho Paul sentito di Hobbs. questo nome. Sì, Ecco, è abbastanza famoso. dove loro erano concentrati su Chardonnay, Mhm. Pinot Nero e Cabernet Sauvignon. Ok. E com'era lavorare con quelle uve? Era un tipo di vino con cui ha avuto l'esperienza nel passato? Cioè, No, per me è stato Pinot Nero ovviamente, no, probabilmente no. sono stati nuovi. Nuovi, tutti e tre. Sono state varietà nuove e anche sistemi di vinificazione diversi, ecco. Ok, in che senso? Nel senso che fanno fermentazioni molto lunghe, a Ok. contatto con le bucce, lavorano tanto col legno, quindi anche l'esperienza del legno, Ok, del vinificare, dell'affinamento in legno, che non l'hai fatto che tanto. prima non la facevo. Ok, e lo fai adesso? E adesso lo faccio, sì. Ah.
Non con i rossi, ma con i bianchi. Con i bianchi. Anche se ho intrapreso un progetto di affinamento in legno con i 2 rossi che vinifichiamo. Ok, parliamo di quello anche, però. E allora, finito la vendemmia? Finito la vendemmia in California, mi sono goduto i parchi californiani. Ok. Anche lì un bel road trip. Sempre con degli amici? Sempre con Luca. Con Luca, Bortolusso, che anche lui era venuto anche lui era venuto. Ma questo era programmato di andata insieme? Allora, sì, siamo partiti assieme, ma lui lavorava, aveva l'esperienza in un'altra cantina a Napa e io ero a Sonoma, quindi ci siamo separati e poi ci siamo ritrovati per viaggiare la California. Figo. Mentre ero in California, ho riapplicato il secondo working holiday visa in Australia. Ah, ok. Esatto, questo perché poi dopo la California sono riapprocciato in Australia per fare la vendemmia. Ok. In Australia. Quindi sono rientrato in Italia, era il 23 dicembre, quindi giusto in tempo per le feste, festeggiato Natale, Capodanno e la Befana sono ripartito per l'Australia. Proprio la Befana? Ok. Sì, era il 5-6 gennaio. Ok. E dopo hai fatto... E lì mi sono fatto la vendemmia a Perth, quindi dall'altra parte dell'Australia, nella West Coast. Esatto. Ho fatto 2 mesi a Perth, vicino a Perth. Città? No, era una cantina a mezz'ora da Perth. Ho fatto 2 mesi lì e l'idea era quella di farmi la vendemmia e poi rientrare. Quindi non usufruire anche questo dei 12 mesi di working holiday. Ok. Solo che questa cantina faceva parte di un grosso gruppo australiano e un'altra cantina in Tasmania aveva bisogno di personale e quindi mi hanno chiesto se volevo andare a fare la vendemmia anche in Tasmania. Allora 2 di seguito. Esatto. E lì ho toccato il record. 3 vendemmie in un anno. 3 vendemmie in un anno. Esatto. Complimenti. Quindi che hai sopravvissuto. 2 mesi in Australia, 2 mesi a Perth, 2 mesi in Tasmania, sempre Australia, che è l'isola a sud dell'Australia, che ha un clima simile alla Nuova Zelanda. Ok. Più fresco forse? Sì, più fresco, meno esatto, meno caldo, affoso dell'Australia. Ok. E così anche lì ho fatto 2 mesi e mezzo ed è arrivato maggio che poi sono rientrato. Ok. Wow. In Italia. Wow. In Friuli. Wow. Che giri. Non sei mai stato fermo per 2 anni, 3 anni? Sostanzialmente sono stati 3 anni molto... movimentati. Bellissima esperienza. Movimentati. Voglio ringraziarvi per essere qui alla Taverna. Non dimenticate di seguirci su Instagram alla Taverna Podcast, Facebook alla Taverna Friuli e se ci ascolta su Spotify o Apple Podcast lasciaci una recensione di 5 stelle.